Buongiorno a tutti. Oggi continueremo a vedere un argomento già visto in passato, ovvero come usare alcune piattaforme, per esempio chess.com, per imparare ad accrescere il proprio livello di gioco. Una cosa che consiglio sempre, anche prima, per esempio, a volte di fare investimenti, no? Magari anche in lezioni private, magari di sfruttare prima gli elementi gratuiti che uno ha a disposizione o gli elementi già pagati, perché magari uno ha magari un abbonamento a chess.com, magari non sa di avere degli strumenti inclusi nell'abbonamento che ha acquistato. Quindi andiamo su chess.com. Ecco, qua andiamo su studia e su lezioni. Ecco, su lezioni qua abbiamo varie lezioni, ovvero per tutti i livelli. Allora, per neofita, principiante, intermedio, avanzato. Possiamo iniziare a fare qualche esercizio avanzato, per esempio, possiamo provare ok, attacchi in re, tattiche avanzate, patterns nel finale. Proviamo a vedere finali avanzati. Migliora la tua tecnica in finale con queste strategie vincenti. 5 lezioni. Proviamo a farne qualcuna e proviamo a vedere appunto come svolgere questi esercizi per migliorare. Allora facciamo clic su finali avanzati ed entriamo nella lezione. Allora, a questo punto sono principi del finale, finali di torre frequenti, opposizione del re, Zuzvan, alfieri di colore contrario in finale. Non è male, no? Si possono migliorare un sacco di cose. Quindi, ok, qua c'è il tempo medio che serve per effettuare queste lezioni, ci sono il numero di sfide. Iniziamo da principi del finale. Vediamo quali sono le sfide. Padroneggia i principi di base del finale e domina la posizione una volta scambiati la maggior parte dei pezzi. Un principio importante è mantenere la calma per evitare controgiochi. Stai giocando solo per... Andiamo a vedere. Stai giocando solo per un punto. Ok, iniziamo le sfide. Non ci sono ricompense extra se vinci rapidamente. Allora, il nero sta per vincere questo finale, uno dei momenti più critici negli scacchi. Riesci a trovare l'unica mossa vincente del nero? Allora, questo finale, ok, se non sbaglio, il nero promuove da questa parte, il bianco promuove da questa parte. Allora, abbiamo un finale con il pedone sbagliato, ovvero il pedone è un pedone di torre che promuove su una casella di diverso colore dal proprio alfiere. Questo vuol dire appunto che poi per fortuna questa cosa la so, però se uno non la sa può perdere tanti punti ed è per questo è meglio sbagliare qua, è meglio sbagliare in partita. Chiaramente è molto meglio sbagliare qui, no? Che non succede nulla. Allora, chiaramente, allora se noi giocassimo re per A3, che non posso fare, perché sennò sarebbe un errore, il bianco giocherà C8, ci devierà C8 donna, noi dovremo prendere, il bianco gioca re B1, mette il re in A1, perché l'alfiere non smette di controllare B1 e la partita è patta teorica. Quindi la nostra mossa sarà per forza re A2, aspettando che lui muove il re, e poi cattureremo in A3 e vinceremo. Re A2 per sbarrargli il passo. Quindi facciamo finta che questo finale non lo sappiamo, è troppo difficile. Facciamo clic su suggerimento, no? La mossa già vi dico che sarà re A2, se non vado errato, però facciamo finta che non lo sappiamo e abbiamo bisogno di un suggerimento, possiamo chiedere al programma. Suggerimento, il re bianco sta cercando di avvicinarsi alla casa di promozione. Come puoi forzare il re ad allontanarsi dal suo obiettivo? Appunto, l'unica mossa è re A2. Ripeto, re per A3, patta teorica. Quindi facciamo re A2. E qua mi dice re A2 è corretta, mossa fantastica, il nero impedisce al re bianco di difendere la casa di promozione. Ora sì, catturiamo il pedone. E ora a questo punto possiamo tornare in A2 e il bianco perde perché se il bianco gioca re D2, giochiamo re B2, ok non posso muovere, se il bianco mette il re in D2, noi mettiamo il re in B2 e poi promuoviamo e vinciamo.
Ok, a questo punto andiamo avanti con la prossima sfida. Ok, come può vincere il bianco qui? Il bianco solo un'unica mossa vincente. Allora, il bianco ha il re molto più attivo, no? Il re bianco in H6. Ok, si può fare... Non so come si fa il verde qui. Il re bianco in H6 è molto più attivo del re nero in G8, che è orribile. L'attività del re è importantissimo nel finale. Come migliorare ancora di più il nostro re? Mi piacerebbe portare il re a fare man bassa di pedoni sull'ala di donna, ma non possiamo, quindi potremmo provare a proporre il cambio, G6. Ora, se nero sposta il re, ok, no, un attimo. Se nero sposta... ok, un secondo. Se nero... Ok, no. Ok, se nero prende in G6, re per G6, no? E poi a questo punto su re F8, re F6 e andiamo a donna. You're gonna see me shine, 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 shine. Walking on beams of light, 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 light. Dopo G6, se nero gioca re H8, no, stavo pensando di giocare re G5 che vince, però ancora meglio su G6, re H8, ancora meglio prendere in H7, perché non è stallo, il re nero è in stallo, ma il nero è costretto, ha dei pedoni, può muoverli suicidandosi, perché tipo G6, re H8, G per H7, nero muove, gioca C5, noi cattureremo, il nero proverà a giocare B4, se noi catturassimo B4 è patta, ma noi spingeremo il nostro pedone, lui proverà ad andare a donna, anche noi, B2, e promuoviamo a donna o torre con scacco matto. Vediamo che variante ci fa fare il programma. G6, corretta, no, qua ci ha preso. Mi sarebbe piaciuto re H8, ma non posso farla. Comunque re per G6, ora la vittoria è facile. Re F6, re E6. E il nero abbandona perché andavamo a mangiargli C6, A6, B5, tutto con 4 pedoni contro 0 avremmo vinto. Andiamo avanti. Questa posizione. Allora, il re e la torre nera stanno lavorando attivamente insieme, preparandosi a giocare torre F3 se il bianco dovesse promuovere il pedone. Riesce a trovare la mossa sorprendente che interrompe il coordinamento del nero e impone la promozione del pedone. Che allora se noi promuovessimo a donna, il nero giocherebbe torre F3 con attacco doppio. Il nero catturerebbe la torre e la partita terminerebbe in parità. E proviamo a vedere come terminare la coordinazione di questi pezzi. Allora, cavallo e5 non va bene. Allora, cavallo e5 sarebbe interessante, attacca la torre, controlla F3, e in caso di re per e5 potremmo promuovere. Il problema di cavallo e5 è che la torre può tornare in d8 e la torre riesce a sacrificarsi sul pedone. Una mossa che mi piace è cavallo d4, in presa di tutti i pezzi, ma cavallo d4 tiene la casa F3, quindi cavallo d4 minaccia la promozione. Se nero dà scacco, noi spostiamo il re, non succede nulla. Se nero gioca torre per d4, promuoviamo a donna e donna contro torre, un finale teoricamente vinto. Il nero non ha più lo scacco in d3, che la torre si trova in d4. Su cavallo d4, re per d4, promuoviamo a donna e il nero di nuovo non ha lo scacco. Ovviamente vincere contro il computer re donna contro re torre non è facile. A livello umano è impossibile, ma è difficilissimo da difendere. Ci sono molte possibilità di vincere. Contro un motore è difficile da vincere, però lo consideriamo un finale tecnicamente vinto. Lo promuoviamo e vinciamo la partita. Andiamo avanti? Ok, questa posizione. Ora, allora, un attimo, serve sempre un attimo per capire dove vanno i pedoni. Ah, muovo il nero. Allora il nero va qua. Ok. La torre bianca sta impedendo al pedone nero di promuovere in sicurezza. Riesci a trovare un piano che distrugge la difesa del bianco? E qua un piano tipico, fare un'interferenza. Però la torre sta controllando questa colonna. Secondo me potremmo interporre la nostra torre, dovremmo dare scacco per interporre la torre. Dopodiché il bianco non avrà più difese, no? Che mettiamo qua la torre, se il bianco con tempo perché diamo scacco, se il bianco cambia le torri, noi catturiamo e promuoviamo. Se dopo torre V5, torre A5, il bianco dà scacco
se sto dicendo una sciocchezza, se dopo torre B5, torre A5 giochiamo da scacco in B8, se giochiamo re C7 e la torre non può tornare in B1 perché è controllata dal pedone e noi promuoviamo. Quindi scacco, il bianco non può catturare il pedone perché scacco, torre A5 ed è tutto finito. Ok, a questo punto, siccome vincere questa posizione con il bianco, allora il nero vuole avvicinarsi, però ok, il re nero dovrebbe essere o in C7 o molto vicino al pedone o da questa parte. In questo momento giochiamo a 7, abbiamo partita vinta. Perché abbiamo partita vinta? Questo finale è patta teorica. Se lui avesse il re in G7 o in H7, questo finale è patta teorica. Non potremmo vincerlo. Perché se il re fosse già in G7 o in H7, se noi portiamo il re a difendere il pedone, lui ci dà scacco, ci allontana il re e poi attacca di nuovo il pedone A e non possiamo fare progressi. Però con il re in F7 possiamo vincere con un tema tattico dell'infilata. Giochiamo torre H8 e qua dopo torre H8 minacciamo di promuovere, e se il nero cattura il pedone in A7, però non riesco a fare la freccia, diamo un'infilata con torre H7. Ok, chess.com ci ha detto che è stato un ottimo lavoro e spero che questo video, se non sono spero vi siano piaciute le posizioni. Nel caso non vi siano piaciute, spero che se in caso siano state troppo facili o troppo difficili, spero che comunque sia uno stimolo per andare a studiare, per usare questi strumenti di apprendimento gratuiti e migliorare la propria tecnica. E comunque in questi esercizi abbiamo visto nozioni importanti del finale, per chi non le sapeva ancora sicuramente possono essere di grande aiuto, e anche per ripassarle a chi già le sa non fa mai male. E vediamo una delle prossime volte di terminare questa sessione di lezione sui finali. Grazie mille, a presto. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!